Buongiorno a tutti, intanto faccio partire anche la presentazione, eccola qui. E sostanzialmente nella presentazione di oggi riprendiamo quelli che sono state le risultanze delle attività del 2024, che sono state un po' alla base anche delle decisioni che sono state prese per il 2025 e anche nell'individuazione delle misure di lotta obbligatoria al contrasto della flavescenza dorata. Faccio una breve sintesi di quanto è stato fatto. Dal 2022 è stata avviata un'attività di monitoraggio diffuso nei maggiori comparti produttivi veneti su più di 3.000 particelle evitate per monitorare l'incidenza territoriale della flavescenza sul territorio. E questa attività è stata anche condotta in collaborazione ovviamente dei consorzi di difesa, degli tecnici e ha portato a uno studio in circa 900 ettari complessivi di vigneto del territorio veneto. In quali varietà è stata concentrata l'attività? Sono state scelte le varietà ovviamente più rappresentative a livello veneto, ma anche quelle che presentavano una suscettibilità a livello proprio di flavescenza, quindi Garganega, Pinot Grigio, Glera e Chardonnay. Nei grafici qui che riporto è rappresentata l'incidenza, diciamo, del 2023 su base del 2024 e si denota come sia per quanto riguarda le varietà, sia per quanto riguarda l'incidenza a livello provinciale e regionale di conseguenza abbiamo una riduzione significativa dell'incidenza di flavescenza. È stato ulteriormente effettuato un controllo a livello proprio analitico per capire o per distinguere, per così dire, tipologie di giallumi presenti nel territorio veneto, differenziando in maniera appunto analitica se si trattava di legno nero o di flavescenza dorata. Il rapporto di questa analisi nei 147 accertamenti che sono stati fatti porta a un rapporto di un 70% circa di flavescenza contro il 30% di legno nero. Passiamo ora al monitoraggio, che forse è un po' anche, diciamo, l'apporto in più che vogliamo portare a questo trittico, in quanto abbiamo i primi risultati del monitoraggio delle formi giovanili pre-trattamento dello scafoide rispetto ovviamente alle attività di monitoraggio che sono state eseguite negli anni precedenti. Qui abbiamo portato sul grafico due concetti diversi, uno che è la diffusione e uno di densità. Diffusione che viene espressa come la percentuale di vigneti in cui è stato riscontrato la presenza di una neanide su 100 piante analizzate o comunque monitorate, differenziando il risultato tra vigneti a conduzione integrata e conduzione biologica e il concetto di densità intesa proprio come la presenza di neanidi per pianta. Si denota come effettivamente dal 2022 sono stati introdotti quelli che sono le misure di lotta obbligatoria e come queste hanno portato a effettivamente dei risultati che possono essere tangibili fornendo proprio questa tipologia di dati. E approfitto di questa slide anche per far vedere che per il 2025 sostanzialmente andiamo a cavalcare quello che è l'andamento del 2023, più o meno, che qualcosa inferiore rispetto al 2024, quindi va anche un attimino
sebbene stiamo parlando ovviamente di forme giovanili, ma è anche quella che è la percezione che abbiamo visto prima riguardo alla flaviscenza da parte degli agricoltori. Sul 2024 faccio un attimino un cappello che porta proprio delle considerazioni che sono state fatte per le misure da mettere in atto nel 2025. Sebbene la densità di popolazione fosse relativamente bassa, almeno nelle forme giovanili, si nota come gli adulti nel 2024 effettivamente la presenza, la diffusione degli adulti sui vigneti monitorati dal servizio fitosanitario portassero una diffusione molto alta, cioè quindi si andava a riscontrare la presenza di adulti nonostante la presenza di neanidi fosse relativamente bassa anche in pretrattamento. Questo perché il 2024 è stato probabilmente anche un anno dal punto di vista di condizioni climatiche che ha un po' rallentato probabilmente anche il ciclo biologico dell'insetto, portando poi comunque a diffondersi nonostante quelle che sono state il controllo, diciamo, fitosanitario e le misure messe in atto. Questo dato è stato appunto alla base per definire che anche per il 2025 si doveva continuare con le misure che sono state messe in atto anche nel 2024. Ecco, qui abbiamo un po' la sintesi dello studio a fine 2024, cioè le motivazioni, insomma, sono l'incidenza della malattia che è calata rispetto ovviamente al 2023. Ci sono dei territori che sono più virtuosi, altri meno virtuosi. Il fitoplasma è comunque presente, molto diffuso sul territorio, quindi permane eh, questa frequenza, insomma, di ritrovamento diffusa in tutto il territorio veneto ed è necessario quindi proseguire per il 2025 con le stesse, diciamo, con gli stessi metodi portati, ripresi nel 2023 e 2024. Chiaramente la collaborazione è necessaria per fare un lavoro di squadra e portare a casa quello che è il risultato, ovvero quello di andare al di sotto di una soglia che possiamo considerare tale da poter, per così dire, convivere anche con questo fitoplasma. Faccio un rapido excursus anche su quelle che sono le misure di quest'anno. Tutto parte ovviamente dallo studio della fenologia delle forme giovanili dello scafoide. Qui vi riporto quello che trovate normalmente anche nei nostri bollettini pubblicati nel sito della Regione del Veneto, nella sezione del fitosanitario. E, in sostanza, al 9 di giugno si è visto come le forme giovanili erano concentrate soprattutto sulla seconda e la terza, il terzo stadio, motivo per cui sono state scelte, ma comunque sono state definite in condivisione con i referenti scientifici regionali, ovvero l'Università di Padova, l'Università di Verona e il CREA, che ringrazio anche della collaborazione. Sono state definite le finestre di trattamento per contenere appunto il vettore del patogeno. Eccola qui, questa è la tabella che è stata, diciamo, definita dal 9 al 20 di giugno per i vigneti in gestione integrata e dal 20 giugno al 4 di luglio per il secondo trattamento. E i vigneti invece che non seguono le strategie di lotta raccomandate, quindi quest'anno rispetto all'anno scorso si è suddiviso in queste due tipologie, vigneti che seguono le strategie di lotta raccomandate, due trattamenti. Per tutto il resto, i vigneti in gestione biologica e mista, tre trattamenti con le tre finestre definite. Ricordo
che ai fini del rispetto delle misure di lotta obbligatoria, quello che viene verificato dal servizio fitosanitario, da eventuali controlli di AVEPA, piuttosto che altre tipologie di controlli, sono il rispetto della finestra per i trattamenti, quindi quello che vedete riportato qui nella tabella riepilogativa, e il numero di trattamenti. Quindi due trattamenti per i vigneti in gestione integrata, tre trattamenti per i vigneti in gestione biologica. Questo ai fini del rispetto e della non sanzione per la lotta obbligatoria. E la novità che viene riportata quest'anno e che penso sia opportuno diciamo, condividerla, è quella che per la lotta obbligatoria c'è la possibilità dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, di un prodotto fitosanitario registrato come insetticida contro appunto lo scafoide, per il quale non viene riportato distanze di sicurezza dai corpi idrici, che è il caolino calcinato. Quindi nel decreto che immagino soprattutto gli operatori del settore hanno avuto modo di vedere, lo riportiamo in calce come raccomandazione per non lasciare, diciamo, fasce di possibili focolai e la gestione comunque dare degli strumenti di difesa per cercare di contenere comunque la diffusione di questo patogeno, insomma. E questa è una lotta raccomandata, la raccomandiamo veramente perché comunque è un'alternativa importante. Ricordiamo però anche ai viticoltori che sottoscrivono impegni di condizionalità rafforzata, in particolare per quelli che riguardano la BCA4, che permane il divieto di non effettuare trattamenti fitosanitari o di concimazione entro i 5 metri dal corso dell'acqua barra corpo idrico. Quindi questi 5 metri rimangono una zona franca sul quale non è possibile comunque effettuare alcun tipo di intervento. E questo, diciamo, senza dilungarmi, sono un po' le novità rispetto a quanto trovato nel 2024. Chiaramente tutto quello che riguarda il monitoraggio legato sia all'efficacia dei trattamenti sia al monitoraggio degli adulti è successivo ai trattamenti che vengono fatti e probabilmente cominceranno la prossima settimana in alcune zone e speriamo di dare, diciamo, dei risultati ovviamente ai prossimi incontri o comunque anche ai recapiti che periodicamente facciamo nel territorio. Ultimo inciso, riprendendo un po' le parole comunque dell'assessore, riporto effettivamente che quest'anno abbiamo iniziato appunto abbiamo dato il via a un estirpo coatto in zona trevigiana e spero vivamente che sia un caso isolato perché comunque diciamo lo reputo come, visto anche l'ingente sforzo divulgativo e insomma importante che ha come riflesso la flavescenza, rimanga un caso isolato e che non si debba insomma ricorrere ulteriormente a questo strumento. Grazie a tutti e mi fermo qui.